mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio che ci guida e consola come suo popolo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, vi saluto tutti, saluto i sacerdoti, i parroci che vedo qui, saluto le consacrate, le suore che sono qui, saluto tutti voi cari fedeli. All'inizio del nostro pellegrinaggio richiamiamo alla mente con quale animo abbiamo maturato questo proposito. Siamo qui per mantenere quella promessa che nel momento più duro della pandemia abbiamo fatto alla Beata Vergine Maria, che in questo piccolo ma caro santuario veneriamo come Madonna della Salute. Ascoltiamo alcune frasi di quella promessa. Tu conosci, o Madre, ciò che appesantisce in questo momento il nostro cuore. Vedi la nostra apprensione per la minaccia che sta spegnendo la gioia e turbando gli animi della nostra gente. Il contagio, cioè, che propaga infermità e morte nei nostri paesi e nelle nostre regioni. Ricorriamo a te, che sempre ti sei mostrata provvida madre, e che anche in passato hai soccorso i tuoi figli nelle calamità, preservandoli dalla peste e da altre malattie. Anche in questo difficile momento intercedi grazia per noi presso il tuo Figlio. Accogli, o Maria, la nostra promessa e il nostro impegno di venire qui, in devota processione cittadina, quando sarà passato il tempo della prova, per dirti il nostro grazie ed esprimerti il nostro amore filiale. Questo pellegrinaggio costituisce per tutti noi un'esperienza di fede, di amore riconoscente, di comunione ecclesiale, siamo qui da tante parrocchie, e di preghiera. Esso ci aiuta a rinsaldare il legame che ci unisce alla Beata Vergine Maria e attraverso il suo esempio e la sua intercessione a rinsaldare il legame con Cristo Gesù, nostro Signore e nostro Salvatore. Prima di iniziare il nostro pellegrinaggio, ascoltiamo un breve brano della parola del Vangelo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Anche
Per noi valgono queste parole di Maria, che continua a ripetere: qualsiasi cosa vi dica, fatela, perché Gesù è la verità, è il Salvatore. Affidiamo al Signore i propositi del nostro cuore e con fiducia rivolgiamo a Lui la nostra preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente e misericordioso, tu provvedi a chi ti ama e sempre e dovunque sei vicino a chi ti cerca con cuore sincero. Assisti i tuoi fedeli in questo pellegrinaggio e guida i loro passi nella tua volontà, perché sostenuti dall'intercessione della Beata Vergine Maria possano crescere nell'ascolto e nell'adesione alla tua volontà e sperimentare la fedeltà del tuo amore per Cristo nostro Signore. Amen. Dio, nostra salvezza, ci guidi con la luce della sua parola e del suo amore. Amen. Il Signore ci assiste e ci accompagni nel cammino. Amen. Con l'aiuto del Signore giunga felicemente a termine questo pellegrinaggio che iniziamo nel suo nome. Amen. E andiamo in pace. Grazie a Dio. Lungo la strada la gente, chiusa in se stessa va, offri per primo la mano a chi è vicino a te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Nel primo mistero della luce contempliamo Gesù battezzato nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ripetiamo: Santa Maria, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. O Maria, donaci di accogliere e conservare nel nostro cuore il Vangelo del tuo Figlio, noi ti preghiamo. Santa Maria, prega per noi. Maria, fa che ascoltiamo la parola di Dio e la mettiamo in pratica, noi ti preghiamo. Santa Maria, prega per noi. O Maria, sostieni e accresci la nostra fede e la nostra speranza, noi ti preghiamo. Santa Maria, prega per noi. O Maria, fa che riconosciamo il volto del tuo Figlio nel volto dei nostri fratelli, poveri e malati, noi ti preghiamo. Santa Maria, prega per noi. O Maria, liberaci sempre da tutti i pericoli dell'anima e del corpo, noi ti preghiamo. Santa Maria, prega per noi. Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù che cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ripetiamo, Maria, Madre della Chiesa, ascoltaci. Maria, Madre della Chiesa, ascoltaci. O Maria, Madre della Chiesa, guida con il tuo esempio e la tua intercessione tutto il popolo cristiano. Noi ti preghiamo. Maria, Madre della Chiesa, ascoltaci. Maria, Madre della Chiesa, dona il tuo aiuto al nostro Papa Francesco. Noi ti preghiamo. Maria, Madre della Chiesa, ascoltaci. Maria, Madre della Chiesa, prega il tuo Figlio per tutti i vescovi e i sacerdoti. Noi ti preghiamo. Maria, Madre della Chiesa, ascoltaci. Maria, Madre della Chiesa, sostieni i missionari e tutti i consacrati. Noi ti preghiamo. Maria, Madre della Chiesa, ascoltaci. Maria, Madre della Chiesa, sostieni con la tua materna protezione tutti i cristiani perseguitati. Noi ti preghiamo. Maria, Madre della Chiesa, ascoltaci. Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ripetiamo, Santa Maria di Nazareth, prega per le nostre famiglie. Santa Maria di Nazareth, prega per le nostre famiglie. Santa Maria di Nazareth, ti raccomandiamo tutti gli sposi cristiani, mantienili sempre uniti nell'amore, noi ti preghiamo. Santa Maria di Nazareth, prega per le nostre famiglie. Santa Maria di Nazareth, proteggi e guida tutti i genitori, perché siano veri educatori per i loro figli, noi ti preghiamo. Santa Maria di Nazareth, dona il tuo aiuto alle famiglie in difficoltà, fa che trovino la via della riconciliazione e dell'unità. Noi ti preghiamo. Santa Maria di Nazareth, prega per le nostre famiglie. Santa Maria di Nazareth, ti preghiamo per tutti i nostri bambini, perché crescano in età e grazia come tuo figlio Gesù. Noi ti preghiamo. Santa Maria di Nazareth, prega per le nostre famiglie. Nel quarto mistero della luce contempliamo Gesù che sul monte Tabor si trasfigura. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco, sempre me. Vai avanti.
Ave o Maria, piena di grazia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ripetiamo. Madre di Cristo Redentore, prega per noi. Madre di Cristo Redentore, prega per noi. O Maria, Madre di Gesù, ottieni il dono della pace a tutti i popoli del mondo. Noi ti preghiamo. Madre di Cristo Redentore, prega per noi. O Maria, Madre di Gesù, fa che l'umanità ritrovi la via della giustizia e del rispetto per ogni persona. Noi ti preghiamo. Madre di Cristo Redentore, prega per noi. O Maria, Madre di Gesù, che hai dovuto fuggire dalla tua patria, proteggi e conforta tutti i profughi e gli immigrati del mondo. Noi ti preghiamo. Maria, Madre di Cristo Redentore, prega per noi. O Maria, Madre di Gesù, che hai subito la persecuzione e l'esilio, dona il tuo materno aiuto a tutti i perseguitati del nostro tempo. Noi ti preghiamo. Maria, Madre di Cristo Redentore, prega per noi. O Maria, Madre di Gesù, apri il nostro cuore a chi soffre ed è nel bisogno, aiutaci a crescere nella generosità. Noi ti preghiamo. Maria, Madre di Cristo Redentore, prega per noi. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia nell'ultima cena. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi perdoniamo a nostri debitori, come non lasciarci alla tentazione, ma lasciarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ripetiamo: Maria, salute degli infermi, prega per noi. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Maria, salute degli infermi, ricordati di tutti i nostri malati, perché possano ritrovare il dono della salute e non perdano la fiducia e la speranza nel Signore. Noi ti preghiamo. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Maria, salute degli infermi, dona conforto e consolazione alle famiglie che hanno subito lutti e sofferenze, perché ritrovino pace e serenità. Noi ti preghiamo. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Maria, salute degli infermi, sii tu il sostegno delle persone anziane, perché ti sentano sempre vicina nelle loro difficoltà. Noi ti preghiamo. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Maria, salute degli infermi, fa che tutti coloro che prestano servizio ai malati lo facciano con cura e amorevolezza. Noi ti preghiamo. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Maria, salute degli infermi, intercedi perché possiamo guarire da tutte le nostre infermità spirituali e morali. Noi ti preghiamo. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Giunti a questo punto, teoricamente abbiamo sciolto il voto, perché ci eravamo impegnati a venire processionalmente qui al santuario. Naturalmente qui ora celebriamo la Santa Messa, che è un gesto di riconoscenza al Signore per tutti i doni che ci fa, anche e nonostante il periodo di oscurità che abbiamo vissuto nel momento della pandemia. Noi continuiamo a rendere grazie secondo quanto la liturgia stessa ci dice, è veramente cosa buona, giusta e salutare, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. E noi prendiamo sul serio queste parole. Eucaristia vuol dire, come sapete, rendimento di grazie. Rendiamo anche grazie perché la nostra città, pur avendo attraversato questo momento critico e tragico della pandemia, non è stata colpita oltremodo, ecco, e possiamo dire è stata tutto sommato anche risparmiata. E concludiamo con questa celebrazione eucaristica. L'ultima cosa che mi veniva da dire, questa mattina mi ha raggiunto con un messaggio WhatsApp fra Daniele, che attualmente è a Bienno, in un piccolo convento in Piemonte, in mezzo alle colline, alle montagne. È stato colui che mi ha suggerito, e con una simpatia che lui aveva con sé, portava con sé, mi ha convinto a fare questa promessa alla Madonna, e lui ci teneva particolarmente a che venisse fatta, e mi ha scritto dicendo che da lontano ma seguirà attraverso le frequenze della tenda TV, che penso che sarà irradiata anche dove lui seguirà questa celebrazione, questa processione, questa Santa Messa. Lo ricordiamo anche noi con tanto affetto e tanta simpatia. Entriamo in chiesa cantando il Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ecco, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemente
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Vi saluto di nuovo, cari fratelli e sorelle, anche quelli che erano qui in chiesa, già da tempo ad aspettare. È un momento bello, importante, tradizionalmente caro ai vittoriesi, la celebrazione della Santa Messa nel giorno della Madonna della Salute. Prepariamoci a vivere bene questo momento, anzitutto mettendoci davanti al Signore con gratitudine, con riconoscenza, consapevoli anche delle nostre povertà, delle nostre malattie fisiche e spirituali. Di queste ultime domandiamo umilmente il perdono e la misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Nella gloriosa memoria della Santissima Vergine Maria, concedi anche a noi, o Signore, per sua intercessione, di partecipare alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Zaccaria. Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te, e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà a Giuda come eredità nella terra santa. Gerusalemme sarà di nuovo prescelta. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio. Ripetiamo, starò nella gioia alla presenza del Signore. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo Signore, prostrati a lui. Starò nella gioia e presenza del Signore. La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro il suo vestito.
è presentata al Re in preziosi ricami. Starò nella gioia alla presenza del Signore. Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del Re. Starò nella gioia alla presenza del Signore. Beata sei tu, o Maria Vergine, perché hai creduto, si è adempiuta in te la parola del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli, e stando fuori lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla, e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La Chiesa celebra in questo giorno, il 21 di novembre, la memoria della presentazione al Tempio della Beata Vergine Maria. Se voi guardate nel calendario liturgico non è festa della Madonna della Salute, ma festa della presentazione al Tempio di Maria. Invece a Venezia e in tutto il Veneto celebriamo la festa della Madonna della Salute. Come mai? Lo sapete, all'origine di questa celebrazione vi è, come penso che tutti sappiano, un fatto doloroso che ha riguardato la città di Venezia e tutto il territorio veneto, vale a dire la violenta pestilenza del 1630. In quell'anno, nonostante le precauzioni prese, l'epidemia entrò in città e si diffuse in tutti i sestieri, che erano i quartieri di Venezia, e poi anche all'esterno, in tutto il territorio veneto. Dopo che tutti gli sforzi umani risultarono inutili, come era già avvenuto per la peste precedente, il secolo prima, conosciuta a Milano come la peste di San Carlo, per l'eroica carità dell'arcivescovo, la Serenissima Repubblica, tramite il Doge e il Senato, deliberarono che per 5 sabati consecutivi ci fossero comuni preghiere per la salvezza della città e dei suoi abitanti. Insieme al patriarca, che si chiamava Giovanni Tiepolo, e al clero, i veneziani percorrevano la città con pubbliche processioni e il 26 di ottobre, primo di questi sabati, il Doge, a nome dell'intera città, emise
un voto solenne innanzi all'immagine della Madonna, impegnandosi, dice il cronista, a erigere e dedicare una chiesa alla Vergine Santissima intitolandola Santa Maria della Salute, e che ogni anno, nel giorno in cui questa città sarà pubblicamente liberata dal presente male, Sua Serenità, il Doge, e gli successori suoi anderanno solennemente col Senato a visitare la medesima chiesa. Di fatto la pestilenza si attenuò e in breve tempo cessò. E la promessa di costruire una chiesa intitolata Santa Maria della Salute fu mantenuta ed è, attualmente lo conosciamo bene, la bellissima Basilica della Salute proprio di fronte a Piazza San Marco. Ma a imitazione di questa grande chiesa sorsero innumerevoli chiese e innumerevoli capitelli nel territorio veneto dedicati alla Madonna della Salute, tra cui questo, in cui ora ci troviamo, anche questo frutto di un voto, di una promessa, e che ha ispirato anche la nostra promessa, il nostro voto di venire in processione. Ma come mai la Beata Vergine Maria gode di una così grande popolarità presso il popolo cristiano? Evidentemente è perché Maria ha un rapporto assolutamente unico con il Signore Gesù. Da sempre il popolo cristiano ha colto, in forza dello stretto legame che Maria ha con Cristo, ha colto la centralità di Maria nel progetto e nel piano salvifico di Dio, in quanto madre del Verbo fatto carne. Madre non per caso, ma grazie al suo libero e fedele consenso, alla sua collaborazione. Eccomi, sono la serva del Signore. Una collaborazione che si è manifestata certamente a Nazareth, a Betlemme, a Cana di Galilea, come abbiamo sentito partendo in processione, e al Calvario. E poi nel cenacolo, con gli apostoli e i discepoli, nell'attesa dello Spirito Santo, Maria è sempre colei che collabora in modo unico, ossia materno, con il suo figlio. Una collaborazione che non si è limitata soltanto al tempo in cui Maria visse nella Palestina, ma una collaborazione che misteriosamente, ma realmente si prolunga, si estende nella storia, nella forma dell'intercessione. Prega per noi peccatori. Prega per noi peccatori. Lo diciamo ogni volta che diciamo l'Ave Maria, ma anche quando recitiamo le litanie. Prega per noi, prega, intercedi per noi. Tanto che il popolo cristiano, al quale appartiene un fiuto, dice Papa Francesco, un senso vivo della fede, una conoscenza che precede il sapere dotto dei teologi e degli specialisti, il popolo cristiano ha imparato a pregarla come auxilium Christianorum e più ancora come salus infirmorum, aiuto dei cristiani, salute degli infermi. E come avviene quest'opera di intercessione della Madre del Signore? Ebbene, possiamo dire così, la Beata Vergine Maria non può essere considerata semplicemente una dei tanti santi che ci sono pur stati nella storia della Chiesa, o una dei tanti discepoli di Gesù. Ce ne sono stati tanti, anche noi lo siamo, discepoli di Gesù. No, Maria è la madre di Gesù, la vera madre di Gesù, tale anche sul piano della realtà spirituale, della maternità spirituale. E la mediazione di Maria si attua proprio a partire dalla sua divina maternità, è una mediazione materna. Così ci ha spiegato lungamente Papa San Giovanni Paolo II nella sua bellissima
enciclica Redentoris Mater, la madre del Redentore. Una mediazione materna, una mediazione che non sostituisce assolutamente quella unica di Gesù, ma ne fa, per così dire, se ne rende partecipe, si fa tramite della sua mediazione salvifica nei confronti di noi uomini, come ha fatto a Cana di Galilea. Non hanno più vino. Quella sensibilità femminile, materna, che appartiene a Maria in modo assolutamente unico. Ecco. Il popolo cristiano, cioè tutti noi, percepiamo nella nostra fede una fede semplice, qualche volta anche un po' confusa e faticosa, ma reale. Percepiamo il senso e l'importanza di questa donna che Gesù ha voluto per sé e per noi come madre, attenta e premurosa. Per certi aspetti potremmo dire che il popolo cristiano sente un'attrazione tutta particolare per Maria, ed è vero, ed è giusto. E proprio per questo la invoca con grande fiducia. Facciamolo anche noi in questa Santa Messa, in questo momento della processione che abbiamo fatto, ma continuiamo a farlo nella Messa. Maria, salus infirmorum, salute degli infermi, prega per noi, prega, intercedi per la salute del nostro corpo, quanto ne abbiamo bisogno tutti, ma anche per la salute del nostro spirito, della nostra anima, perché possiamo vivere con serenità e fiducia la nostra vita e raggiungerla in quel regno di luce e di pace perenne che è il paradiso. Rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio nostro Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti, come Maria, custodiscono la sua parola. Diciamo con fede: donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Devo leggere questo o questo? Ti preghiamo per i pastori della Chiesa, perché formati alla scuola di Maria, Regina degli Apostoli, siano fedeli messaggeri della tua parola e dispensatori instancabili della tua consolazione. Preghiamo. Donaci, Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per i popoli lacerati dalla guerra e dalle calamità, perché ogni uomo creda che la pace inizia con la conversione del cuore, per passare dall'egoismo alla generosità e dalla violenza al rispetto del prossimo. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per tutti i cristiani e in particolare per le persone consacrate, perché trovando in Maria la sorgente della pura gioia, vivono in maniera sempre più autentica la propria vocazione, dando al mondo testimonianza di assoluta fedeltà al comandamento dell'amore. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito.
Ti preghiamo per gli ammalati, perché in Maria trovino aiuto e conforto nel portare la croce della sofferenza, senza venir meno alla speranza. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per noi qui riuniti, perché custodendo la parola che abbiamo ascoltato diventiamo fedeli servi e testimoni del tuo regno. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. O Dio, fortifica in noi il desiderio del bene. Sostienici nella speranza. Rafforzaci nella carità per intercessione di Maria, che ci precede nella peregrinazione della fede, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa. Volgi lo sguardo, o Signore, alle preghiere e alle offerte che i tuoi fedeli ti presentano nella memoria della Beata Vergine Maria, Madre di Dio, perché siano a te gradite e portino a noi il soccorso della tua benevolenza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Salute degli infermi. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo e ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di questi defunti, ammettili a godere la luce del tuo nome. Di noi tutti abbi misericordia, porraci d'aver parte a vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dopo la grande preghiera eucaristica, preghiamo con fede Dio nostro Padre, rivolgendogli la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto scambiamoci il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Invito chi è al centro a fare un po' di spazio, magari avanzando un po', e per chi è fuori un sacerdote esce a dare la comunione.
Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa nel ricordo della Beata Vergine Maria, concedi a noi di partecipare all'eterno convito che ci hai fatto pregustare in questo sacramento per Cristo nostro Signore. Amen. Chiedo a Don Massimo, il parroco, di leggere una preghiera che abbiamo preparato proprio per questo momento. O Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, noi ti invochiamo in questo Tempio con il consolante titolo di Salute degli infermi. Accogli oggi la nostra presenza in questo santuario e la nostra intenzione di onorare la promessa e l'impegno di venire qui in devota processione cittadina, quando sarebbe passato il tempo della prova, per dirti il nostro grazie ed esprimerti il nostro amore filiale. Siamo qui per ringraziarti filialmente della tua presenza dolce e materna che abbiamo sentito vicina durante il tempo della prova e della sofferenza. Affidiamo a te tutte le persone che sono state colpite dall'epidemia e in modo particolare quelle che non sono riuscite a superare la malattia e sono morte. Ti affidiamo le loro famiglie, aiutale a ritrovare consolazione e speranza. O Vergine Maria, salute degli infermi, invochiamo la tua intercessione per tutti i malati, quelli nel corpo, ma anche quelli nello spirito, perché possano ritrovare la salute fisica e più ancora la salute e la salvezza dell'anima. O Madre Santa, accogli le nostre preghiere, accompagna i nostri passi, rendi sicuri i nostri giorni. Volgi il tuo sguardo materno su questo popolo che confida nella tua protezione e con tutto il cuore si affida a te. O clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, abbiamo vissuto insieme una celebrazione davvero commovente, si sente proprio come la maternità di Maria si esprime, si manifesta in modo tutto particolare nella sofferenza, c'è una intensità tutta particolare dove si mostra e si sente la sua vicinanza materna. Ringraziamo il Vescovo che ha avuto l'ispirazione di questo voto, della promessa e anche di scioglierlo con questa celebrazione. E ringraziamo in modo particolare anche il Comitato della Madonna della Salute che ha permesso di poter vivere delle belle celebrazioni in questo periodo, 2 settimane circa, e ha animato la vita di questo santuario. E anche al termine della celebrazione, poi fuori, possiamo continuare a stare un po' insieme e vivere anche un momento di fraternità e di gioia. E per scendere dalle stelle alla terra, qualcuno del comitato mi ha detto: si ricordi di dire che c'è anche la pesca. Perché il santuario ogni tanto ha bisogno di qualche manutenzione e sono questi volontari che, impegnandosi anche in queste occasioni, tirano su quei soldini che servono anche poi a tutti quanti noi che veniamo magari da lontano e utilizziamo questo tempio. Quindi un'attenzione particolare a questo. Scusate, ma mi pare giusto. Chiediamo la benedizione del Signore a conclusione di questa celebrazione attraverso l'intercessione di Maria. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con la fede la festa della Madonna della Salute,
conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Immacolata, Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, tra le tempeste, lei guida il cuore, di chi ti incontra.